Bella io, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Andiamo da una sconfitta contro il Barcellona che mi ha fatto davvero male perché abbiamo giocato nettamente meglio. Questo era di Divisione 2, un top 16.000. Ma tant'è, andiamo a cercare subito il prossimo avversario. E come sempre, ragazzi, se vi fa piacere supportarmi in questa scalata con solo i giocatori del Napoli alla Divisione 1, magari lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, commentate e fatemi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Vediamo chi sarà l'avversario di questa puntata. Vediamo se riusciamo a riprenderci subito. Avversario trovato. Guidonia Napoli, quindi per comodità lo chiamerò comunque Guidonia, che non so lo stemma di chi sia, potrebbe essere veramente del Guidonia. Intanto, ma non credo proprio. Andiamo al match, i nostri ragazzi sono tutti bene, il nostro avversario gioca con un centrocampo molto folto. E quel Makelele, secondo me è un po' un cancro anale. Lunedì arriva sempre. Guidonia Napoli, inedita partita. Si parte, partono loro. Attenzione. Palla dentro con Messi. Attenzione. Lobotka in chiusura. Zielinski appoggia per Kvaratskhelia, bastava darla anche semplicemente un attimo a Mario Rui che sporca questa traiettoria, fallo laterale per noi. Attenzione, palla lunga qui per Neymar, Anghissà, provano a girarla loro con Alaba, attenzione Mario Rui, prova ad andare a chiudere Rui, mamma mia Batistuta. Ci salviamo grazie ad Alex e poi Di Lorenzo prova a darla a Politano, niente da fare, palla dentro Di Lorenzo, palla ancora loro, attenzione, provano ad attaccare ancora loro, Di Lorenzo recupera una gran palla, appoggia per Politano, prova a dribblare Politano ad andare verso Victor Osimhen, la palla non passa grazie a Paolo Maldini. Attenzione a Neymar dentro, prova a chiudere Rachmani, cross in mezzo Nathan e poi Zielinski va direttamente da Politano, dribbling di Politano, mamma mia ragazzi, come fanno a recuperare questi palloni così, incredibile. Attenzione, la palla resta lì, ancora Batistuta a combattere, Rachmani riesce ad andare da Osimhen che spizza per Kvaratskhelia dentro per Zielinski, la palla non passa, questa corta, il lancio lungo del portiere, Nathan a contrasto, Lobotka e poi Anghissà allarga per Kvaratskhelia che va da Zielinski e cerca di andare da Kvara, prova il dribbling Kvara, niente da fare, partita molto combattuta al centrocampo per il momento. Palla dentro, incredibile Rachmani, gran chiusura di Rachmani, va da Politano, si gira Matteo Politano, prova a rientrare dentro per Anghissà, va da Lobo, dentro per Kvaratskhelia che appoggia a Mario Rui che cross e mezzo per Osimhen, niente da fare, prova a ripartire il Guidonia, attenzione con Anghissà che prova a scendere, Di Lorenzo, che chiusura di Giannino, si appoggia per Anghissà che la ridà Di Lorenzo che allarga per Politano, si gira Politano, dribbling di Politano, doppio dribbling che non riesce per un nulla, peccato. Di Lorenzo prova a chiudere, Zielinski, tacco per liberare subito Anghissà che vede arrivare Lobo, palla per Kvaratskhelia che si gira, la grande Kvaratskhelia, alza questa palla per Osimhen che schiaccia e poi palo rete sulla ribattuta del portiere. Victor Osimhen ci porta avanti. Ci porta avanti. Oh Salvio, eccolo qua. Buona domenica a te chiaramente. Attenzione, riparte il Guidonia, lancio dentro Rachmani, Di Lorenzo, palla per Anghissà, Lobotka vede Zielinski che prova ad allargare per Kvaratskhelia, va da Anghissà, Politano dentro per Victor, poteva essere interessante. Attenzione, palla dentro, va a ripartire il Guidonia, Lobotka, gran recupero palla su Neymar, se ne va Lobo, scende Lobo, fino in fondo Lobo, appoggia dietro male, deve essere una buona idea ma ha appoggiato veramente male per Anghissà, Di Lorenzo recupera palla per Politano che però non sapeva che cazzo fare, Di Lorenzo recupera l'ennesimo pallone
cerca di ragionare, allarga per Politano, si ferma Matteo Politano, dribbling di Politano, attenzione verso l'area, il cross in mezzo, Alisson Becker, attenzione dal talismano, ma serio, grande Nathan, Lobotka, Rachmani, Zielinski, Anghissà, palla per Zielinski, se la allunga troppo qui, peccato, era una buona transizione. Attaccano ancora loro, fallo di Mario Rui, palla dentro, Lobotka appoggia per Zielinski, Osimhen allunga per Kvaratskhelia, si ferma Kvara senza fallo, dice l'arbitro, Zielinski, palla per Osimhen, si ferma ancora, niente fallo, Rivaldo salta Di Lorenzo che sporca questa palla e Nathan perfeziona il recupero con Rachmani che la dà a Di Lorenzo, palla per Politano, appoggia malissimo, mamma mia, poi loro si portano la palla fuori. Politano, palla per Di Lorenzo, Rachmani, Lobotka, Anghissà dentro per Politano che si gira, palla dentro ancora per Anghissà, gran giocata, Anghissà si ferma per crossare di sinistro, in maniera senza senso, ma comunque Rachmani si ferma e allarga per Di Lorenzo che la dà ancora per Politano. Politano, dribbling di Politano, non è riuscito, pretende troppo Politano qui, palla dentro, attenzione, Rachmani, Lobotka prova a dare una mano, esce lui dall'altro lato, Nathan la colpisce fuori, Zielinski, palla per Anghissà che allarga per Politano, Politano scende e va da Victor Osimhen, non era male come idea, attenzione Di Lorenzo, Lobotka, ripreso Neymar, scende Lobo, vede dentro Victor Osimhen, gran palla di Lobotka, Osimhen anticipa il portiere e la mette dentro per il 2-0. Ragazzi, qua un po' di furbizia, un po' di culo perché ho cambiato il destinatario del giocatore all'ultimo secondo e penso sia andato in confusione ed è 2-0 ragazzi. Di Lorenzo, palla dentro per Anghissà, va da Politano, cerca dentro Osi. Finisce il primo tempo 2-0 ragazzi, siamo avanti, secondo tempo, Osimhen, palla per Lobotka, allarga Lobo, palla per Kvaratskhelia, prova ad appoggiare Mario Rui, attenzione Zielinski, la dà ad Anghissà che cerca Matteo Politano, dribbling Politano a giro, niente, Alisson Becker. Attenzione Anghissà, prova a ripartire Musiala, Anghissà, Rachmani, dove cazzo vai? Torna Osimhen, Mario Rui, palla dentro, Lobotka chiude e Rui perfeziona verso Kvaratskhelia che appoggia Zielinski, che si gira Zielinski, appoggia ad Anghissà, Anghissà Lobotka, Mario Rui, palla per Kvaratskhelia che non riesce ad andarsene, Lobo va in chiusura alla grande su Batistuta e poi va da Nathan che prova ad andare centrale, erroraccio di Nathan qui, palla per Batistuta, Rachmani, miracolo, poi palla per Zielinski che allarga per Kvaratskhelia, scende Kvaratskhelia, prova a metterla per Mario Rui, si gira Rui, cerca Zielinski dentro, si gira Zielo dalla parte giusta, prova a tirare, niente da fare, Maldini recupera questa palla, Mario Rui, grandissimo Kvaratskhelia, prova ad andare dentro da Zielinski, niente da fare, Nathan in chiusura, attenzione dobbiamo rincorrere, palla dentro, Lobotka deve chiedere su Batistuta, si gira Batistuta, Lobotka, Kvaratskhelia appoggia per Zielinski, scende Zielinski, la dà da Anghissà, scende Zambo Anghissà, vede dentro Osimhen che aveva cambiato direzione però a un certo punto, niente da fare, quindi Lobotka, Batistuta, Mario Rui, attenzione Lobo ancora e poi Nathan, Zielinski cerca ancora Anghissà dentro per Osimhen che la dà a Politano, si gira Politano, dribbling di Politano che non se ne va, Anghissà prova a disturbare, niente da fare, Rivaldo recupera una gran palla, recuperata da Kvaratskhelia che cerca dentro Zielinski che va da Kvara che spara, la parata di Alisson, non ho capito, vabbè, metaforicamente parlando, niente da fare, Mario Rui, attenzione, cercherà Amir Rachmani, Mario Rui verso Rachmani che proverà a spizzare,
ci riesce, chissà, prende palla lì, la mette dentro per Di Lorenzo che non riesce ad arrivare al tiro. Di Lorenzo tira mo Alisson, la para, chissà, palla per Kvaratskhelia, appoggia per Zielinski che non riesce ad arrivare al tiro. Attenzione, Musiala, Mario Rui in chiusura, soltanto rimessa laterale qui, laterale per noi. E andiamo a fare anche qualche cambio, ragazzi. Andiamo a fare qualche cambio con Zielinski. Ma wow, cazzo, dentro Traoré subito, dietro anche Maradona al posto di Politano. Questa volta faccio giocare alto Diego, c'ho anche Nistrom che metto al posto di Anghissà, poi bla bla bla, Olivera al posto del maestro, e siamo a 4. E al massimo fare entrare Ngong al posto di Kvaratskhelia e proviamo qualche cross. Proviamo così. Centrocampo leggero per questo finale di partita. Potrebbe essere un po' un azzardo, ma ci proviamo. Attenzione, Di Lorenzo. Di Lorenzo cerca lungo Victor Osimhen. Prova ad appoggiare a Maradona. Dribbling di Diego che perde palla qui. Peccato. Lindstrom. Attenzione, proviamo ad andare in chiusura. Lindstrom. Prova a correre Lindstrom, recupera palla Lindstrom, grande giocata Lindstrom, cerca subito dentro Victor Osimhen che prova a rientrare, palla per Diego Maradona, poggia per Lindstrom che prova a rientrare Lindstrom, va dietro da Lobotka che poi va da Ngong che si gira, purtroppo dal lato dove stava il difensore. Traoré prova a recuperare Lobo, grande recupero palla dentro per Ngong che appoggia per Traoré che la ridà a Ngong, ma la palla finisce a Lobo. Niente da fare, stava uscendo Nathan inutilmente. Attenzione, proviamo a recuperare con Traoré che dà una mano. Olivera recupera su Mbappé, grande recupero di Olivera. Traoré poi allarga per Ngong. Ngong dribbling, non riesce ad andarsene però qui. Traoré, dobbiamo chiudere ancora. Nathan, palla dentro per Haaland. Haaland prova il cross in mezzo, Meret la para facile e rilancio lungo verso Victor Osimhen che prova ad appoggiare a Maradona che di testa la dà a Lindstrom che prova ad andare da Maradona dentro che l'aveva stoppata, ma Osimhen era rimasto molto arretrato. Gong, Osimhen, ancora palla per Gong dentro per Maradona che spara la parata. Gong alza, non so perché Alisson mette in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per noi con Diego dalla bandierina. Ancora 0 per gli avversari. Attenzione, Maradona cerca Osimhen sul secondo palo, esce il portiere incredibilmente. Osimhen prova a darla dentro subito a Traoré che va da Lobotka che cerca Lindstrom che va da Maradona che prova a tirare. Attenzione, Di Lorenzo recupera palla, Rachmani, Di Lorenzo, Lindstrom, Osimhen dentro Ngong, dentro Traoré, incredibile. Attenzione, Alisson la blocca. Alisson Becker, rilancio su Haaland, prova a disturbarlo Rachmani, niente da fare. Attenzione Traoré, recupera palla Traoré, scende Traoré dentro per Osimhen, brutta palla arrivata ad Osi lì. Gong. Attenzione Olivera. Rachmani, bell'anticipo qui, poi l'appoggia a Nathan che allarga per Olivera, dentro Vengonga, appoggia per Traoré che si allunga troppo il pallone. Attenzione, ripartono loro con Lindstrom, Haaland, chiude Rachmani, Di Lorenzo, Rachmani, rilancio lungo di Rachmani, finisce qui ragazzi, ci portiamo a casa, un bel 2-0. Risultato che riflette l'andamento della partita, sono stati superiori tatticamente, decisamente dominata, poteva finire anche con un risultato più largo, ma il 2-0 ce lo prendiamo volentieri. Risaliamo sopra i 1400 punti che avevamo perso la sconfitta col Barça, bene così.